Già 10 anni di spettacoli ad altissimo livello, il calendario di quest'anno sicuramente con artisti nazionali e internazionali che attireranno decine di migliaia di appassionati a Marostica, ma soprattutto l'evento di beneficenza che aiuterà Città della Speranza e Spazio Donna a far sì che persone che soffrono possano avere un sollievo appunto dalla loro situazione. Quindi veramente un festival a tutto tondo, una piazza come quella di Marostica che viene valorizzata in maniera clamorosa, quindi mi auguro che veramente sia un grande momento di spettacolo ma anche un grande momento per la solidarietà da dimostrare a chi ne ha bisogno. Oggi è un giorno importante per la nostra città, oggi presentiamo i 10 anni del Summer Festival, un grande festival musicale che ha saputo negli anni caratterizzare la nostra città, un evento che non si è mai fermato. A Marostica la musica non si è mai fermata, nemmeno durante di fatto quelli che sono stati gli anni più bui della nostra storia contemporanea, il momento della pandemia. Io devo ringraziare la direzione regionale, in particolare l'assessore Lanzarini, tutto lo staff dell'U7 Pedemontana e naturalmente della direzione sanitaria regionale e il presidente Luca Zaia, che hanno creduto nella capacità organizzativa dell'amministrazione comunale in collaborazione con i due tempi per riuscire a organizzare. Infatti quella che era in piena pandemia era luglio e eravamo usciti da circa 30 giorni dalla zona rossa ad organizzare 2 grandi concerti per non far fermare la musica. All'epoca eravamo in compagnia sempre del maestro Diego Basso e la musica era quella di Ennio Morricone, che tra l'altro era mancato pochi giorni prima. Questo vuol dire cosa? Che Marostica non si ferma mai, abbiamo una capacità di saperci reinventare sempre, ma ci mancava un format che era quello dello spettacolo di beneficenza. Per la prima volta, al di là delle piccole attività benefiche che da sempre caratterizzano i vari comuni, quest'anno riusciamo a fare una grande cena spettacolo dove il ricavato verrà dato alla Città della Speranza e all'organizzazione di questa città Spazio Donna, un'associazione che lavora per prevenire e aiutare le donne vittime di violenza, che purtroppo è uno dei grandi problemi che caratterizza il nostro tempo, e siamo orgogliosi di essere arrivati a poter anche solo pensare e gestire, e ora sarà una grande sfida realizzarlo, portare avanti questa iniziativa. Un grande sforzo considerando i 10 anni di percorso importante che abbiamo fatto, però ci ha premiato, siamo soddisfatti del risultato. Il risultato maggiore, come era stato anticipato prima in conferenza stampa, che il fatto che gli artisti oggi cercano di venire al Summer Festival di Marostica, e questo è il risultato più importante. Grandi numeri, considerate che intorno al concerto base ci lavora più di 100 persone. Tra personale di sicurezza, tecnici, personale di sala, tutto il lavoro che noi facciamo da mesi prima in ufficio di programmazione. Quante persone vi aspettate per questa 10ª edizione? Pensiamo di superare i 40.000 persone tranquillamente. Abbiamo già 2 eventi praticamente sold out, la data dei Tech Death e una dei Pooh, e abbiamo già aperto la seconda data. Ci stiamo avvicinando per altri 2 o 3 artisti sold out. Siamo molto soddisfatti. Quest'anno il Marostica Summer Festival Volksbank si terrà dal 3 al 17 luglio in Piazza Castello. Inizierà il 3 luglio con il volo, avremo poi il 4 luglio una serata di beneficenza a favore di Fondazione Città della Speranza e Spazio Donna, e la serata si chiamerà Mura d'Incanto. Il 6 luglio ci sarà Emma sul palco del Marostica Summer Festival Volksbank, il 7 luglio i Take That per una delle 2 date italiane ed è quasi sold out, l'8 luglio avremo Mahmood, l'11 luglio i Deep Purple per una delle 4 date italiane, il 12 luglio avremo Annalisa, il 13 luglio avremo una serata di ingresso libero 90 Wonderland, il 15 e 16 luglio avremo i Pooh con sul palco la presenza dell'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana, e sarà l'unica data italiana con l'orchestra, e chiuderemo il festival il 17 luglio con Antonello Venditti.